IMU, TASI e tariffe comunali devono restare agli enti locali, non uno slogan, ma la chiara richiesta al governo dei comuni capoluogo trevigiani e veneti. Gestire quindi in proprio la fiscalità locale legata agli immobili con un fondo di perequazione su base regionale, su questo rinunciare ai trasferimenti. Ancora da definire la cifra esatta, ma si stima che l'IMU versata da tutti i comuni della Marca sia superiore ai 106 milioni di euro, pari a 233,98 euro per abitante, soldi che se dovessero restare in provincia permetterebbero ai primi cittadini di poter diminuire certe imposte locali. C'è la possibilità di andare avanti con un'autonomia differenziata, quindi penso che il Veneto si possa veramente candidare come un laboratorio interessante per temi di questo tipo. Una sorta di autonomia differenziata, insomma, così i sindaci con la scintilla partita ancora una volta dalla Marca, sindaci che allo Stato chiedono il riconoscimento dell'articolo 119 della Costituzione in materia appunto di autonomia finanziaria. E adesso, tornando su un ambito regionale, tutti i sindaci stanno chiedendo la stessa cosa. Vorrei che fosse la volta buona, sul serio. Il Veneto per la prima volta unitariamente si muove per un obiettivo comune.